fifth edition of the Derby dei Fiori will take place at the class against the clock, table A. Length of the course is 930 meters, 19 jumps, speed is 400, time allowed 140 seconds, time limit 280. Dunque, come tutte le gare, come tutti i derby, anche questo di Sanremo presenta le tipiche caratteristiche di questa gara un po' particolare. Gentili ascoltatori, buonasera e benvenuti con gli sport equestri, questa volta a Sanremo per la quinta edizione del Derby dei Fiori. Apriamo, come vedete, con un'immagine insolita: cavalieri e amazzoni appiedati e schierati per ascoltare gli inni delle nazioni presenti, in questo caso, come potete sentire, l'inno italiano. Ci sono nomi famosi e meno famosi, volti noti, volti che forse molti di voi non riescono ad identificare, riuniti per squadra, perché si chiude con questa gara di Sanremo la prima Team Cup organizzata in Europa. Ve ne proponiamo questa sera una sintesi indifferita, con l'avvertenza che, pur trattandosi di una gara individuale, alla fine se ne trarrà anche una classifica a squadre, sommando naturalmente i punteggi dei concorrenti che compongono la squadra. Ricordiamo che dopo 8 gare disputate in pratica nel corso di tutto il 1992 è in testa la squadra tutta francese, Renault Vaiti France, composta da Frédéric Cottier, Gilles Bertrand de Balanda e Pierre Durand. Intanto sentite l'inno d'Europa, che inno nazionale ancora non è, ma se Dio vuole lo diventerà. Una squadra dunque, quella francese, anche sulla carta decisamente molto molto forte. Nella Francia, Pierre Durand, Narcotic. E il primo concorrente di questo Derby dei Fiori che vi proponiamo nella nostra sintesi è proprio uno dei migliori binomi in campo, Pierre Durand su Narcotic. Accanto a me c'è Marcello Mastronardi e insieme con lui vedremo di spiegare in qualche modo questo derby che oltre a essere una grossa difficoltà per gli atleti e per i cavalieri in campo, è una difficoltà un po' anche per i nostri spettatori cercare di capire come funziona a casa. Marcello, cerchiamo di fare in modo che chi sta a casa si renda conto di quello che succede. C'è una prima parte in campo, no? Una prima parte come caratteristica proprio del derby, da regolamento, che parte degli ostacoli devono essere naturali o comunque fuori dal campo e in dislivelli. E proprio in omaggio e in rispetto di questa norma, anche questo qui prevede il numero 1, il numero 2 e il numero 3 in campo, e poi escono fuori dal campo per affrontare qualche ostacolo in dislivello, che adesso rivediamo. Questi ostacoli, questi primi ostacoli in campo 1, 2, 3, che caratteristiche hanno? Classiche del concorso normale. Tutti gli ostacoli che sono nel campo interno sono ostacoli classicissimi dei concorsi ippici, mentre gli altri hanno un po' delle caratteristiche che ricordano molto. Qui stiamo uscendo dal campo. Già uscendo dal campo, e affrontiamo dopo una salita un travone in cresta, eccolo lì, con delle colonnine verdi. Scendono da una banchina, saltando anche una barriera mobile per determinare l'errore, affrontano ancora un bel passaggio di sentiero rustico, e qui vanno ad affrontare una combinazione cosiddetta chiusa, cioè a differenza delle gabbie, doppie gabbie da concorso, in cui nel caso di un arresto il concorrente è obbligato a ripeterla tutta, in questo caso, in caso di arresto, deve partire dal punto in cui si è fermato. E adesso ritorniamo di nuovo in campo. E ritorniamo ancora di nuovo in campo per affrontare un oxer, poi un passaggio sull'acqua con un muretto e delle barriere, e qui c'è una specie di parc à mouton, una combinazione sempre a due tempi con una triplice e un oxer in uscita. C'è un errore di Pierre Durand, e rigirando a sinistra ancora una combinazione di due verticali. Parc à mouton costituisce in pratica quasi una sorta di gabbia vera e propria all'interno della quale si muovono. Esatto, esattamente. È stato anche un altro errore sempre all'ingresso dell'altra gabbia. Adesso riesce ancora dal campo per andare ad affrontare un cancelletto molto stretto che è su un corridoio piuttosto angusto, e infatti questo cancellino ha un fronte di 2,50 m. Riesce ancora dal campo per andare in dislivello ad affrontare ancora due ostacoli pressoché naturali, perché sono anzitutto uno è in discesa, eccolo, e l'altro girando a destra in salita su delle transennine rustiche, eccolo qui. Rientra su un siepone in salita, eccolo, lo affronta adesso ed è in salita, e poi chiude l'addirittura finale con un passaggio sul fosso olimpico e un oxer su una barca. Siamo verso la fine, quindi adesso. Infatti l'ultimo ostacolo che affronta Pierre Durand, ecco la barca fra gli archi.
percorso è molto lungo, come prescrive il regolamento, di circa 1000 metri, con circa metà degli ostacoli in dislivelli e fuori e l'altra metà nell'interno. Tempo massimo? Tempo massimo è rimasto nel tempo, perché il tempo massimo è 140. Quindi sono praticamente 2 minuti e 20 secondi il tempo massimo, che dà anche ai nostri spettatori la cognizione di che cosa succede in campo. In genere il tempo massimo è tra i 60 e gli 80 secondi nei percorsi più lunghi, qui siamo addirittura oltre i 2 minuti. Un altro binomio straniero, abbiamo Joanna Atkins su The Frog, amazzone britannica, e continuiamo in qualche modo a farci capire da Marcello Mastronardi questa strana gara che chiude tradizionalmente ormai il concorso ippico di Sanremo. Come nasce questo derby? Cioè, qual è il senso, se vogliamo, storico di una gara come questa? Devi avvicinare il più possibile il concorso ippico a quello che erano prima i percorsi di campagna. E infatti una gara in cui dovrebbero riuscire forse favoriti i completisti in questo caso. In un certo senso sì, i completisti, anche perché sono più avvezzi ad andare in campagna, a affrontare ostacoli naturali, ma soprattutto di affrontare ostacoli in dislivelli, cosa che in salto ostacoli nel concorso normale più o meno i terreni sono quasi tutti in piano perfetto. Diventano importanti anche doti di resistenza da parte di cavallo e cavaliere. Certamente, perché abituati normalmente con percorsi di 400, 500, massimo 600 metri, qui andiamo intorno ai 1000 metri ed è un impegno, soprattutto alla fine di un concorso che siamo nella terza giornata, e ieri questi cavalli hanno fatto una gara a squadre su 2 percorsi, richiedono certamente anche delle doti di fondo. Decisamente impegnativo. Naturalmente quando cavallo e cavaliere sono bene allenati, in realtà sono sforzi che si possono affrontare tranquillamente. Sì, certamente, anche perché noi vediamo che per esempio ieri, già che hanno fatto 2 percorsi, hanno già fatto 20 ostacoli, 20 ostacoli praticamente con 24 salti, che praticamente equivale ad oggi. È vero che c'è stato un break tra una manche e l'altra, ma in fondo sono già avvezzi a fare. E c'è stato qualcuno che ha fatto anche il barrage. Certamente, quindi già un certo allenamento possono anche averlo fatto ieri, anche se poi magari se lo sentono sulle gambe i cavalli. Intanto Joanna Atkins sta facendo un bellissimo percorso, sta per riuscire di nuovo dal campo senza errori fino adesso agli ostacoli. Adesso si trova nella zona che circonda il campo, una sorta di pista in sabbia che sta molto stretta e molto angusta. E qui scende a sinistra e va a affrontare un passaggio di sentiero in discesa, proprio un dislivello in discesa. Eccolo lì, lo vedi, con un rapidissimo, perché qui ci sono 3 o 4 opzioni per girare a destra. Eccola, fa un ostacolo in salita e ancora un siepone in salita. Un ottimo percorso sta facendo la Mazzano. D'altra parte gli inglesi sono probabilmente forse fra tutti i più abituati a affrontare questo genere di gare. Molto di più, che loro infatti nascono a cavallo da giovani, già sulle cacce, e quindi sono molto più avvezzi a questo genere di prove. Ed è netto, percorso netto in 131,07. Questo è decisamente un percorso che ci dovremo ricordare, 131,07 senza errori agli ostacoli. A questo punto diventa il risultato da battere per chi si vuole qualificare per i primissimi posti della classifica di questo Derby dei Fiori, che ricordiamo è una classifica che poi consentirà anche di definire chi ha vinto la Cavallo Magazine Team Cup, questa gara a squadre che si è svolta nel corso di tutto l'anno e di cui vediamo l'ultima gara, l'ultima competizione, quella la cui classifica, con l'attribuzione dei punti ai singoli cavalieri e poi con la somma dei punti attribuiti ad ogni singolo cavaliere alla squadra, i cavalieri per ogni squadra, darà il risultato finale il vincitore della Team Cup 1992. Ed ecco Stanley Van Paschen su Malesán Bordeaux Geraldo, vincitore del Gran Premio di Catania, non molto fortunato nella Coppa degli Assi, 2 percorsi netti ieri nella gara a squadre della Team Cup titolata Cavallo Magazine, che l'ha voluta per questa prima edizione 1992. Stanley Van Paschen sta dando un'occhiata molto interessata alla disposizione degli ostacoli, ci sembra addirittura che sta quasi convincendo il cavallo di qualche cosa che deve fare.
No, sta guardando molto le due combinazioni. Sembrava che stessero chiacchierando insieme e facessero commenti sugli ostacoli. I commenti del cavallo, data la lunghezza del percorso, probabilmente non saranno stati del tutto positivi. Largo rustico, primo ostacolo, verticale di tavole, anche Stani le ha toccate, la tavola non è caduta, evidentemente sono tavole dotate di grande equilibrio, è rimasta su anche la barriera più alta del numero 3, siamo senza errori per adesso, per Stani Van Passion su Malesand Bordeaux Geraldo, la squadra è quella Malesand Bordeaux numero 1. Adesso il talus, il doppio talus, tra l'altro è un po' in ombra rispetto al resto del campo, per cui non è nemmeno perfettamente visibile all'occhio molto sensibile alle luci e alle ombre delle nostre telecamere. Bene il largo sul fosso, adesso le due combinazioni. Bene la prima di larghi, adesso si torna praticamente indietro per affrontare la seconda di verticali senza errori. Siamo fuori del campo sulla pista in sabbia. Ottimo percorso fin qui, devo dire, il solito mestierante, perché Stani Van Passion, cavaliere di molta esperienza, di molto mestiere. E sono ancora a zero le penalità quando Van Passion entra nel giardinetto, quella zona del campo che dalle tribune a occhio nudo non si vede. Noi riusciamo a seguire il percorso con i monitor che abbiamo collegati con la telecamera che sta appunto fuori del campo, che abbiamo sistemato insieme con Giancarlo Tomassetti e con l'Esterna 2 di Torino. Stani Van Passion è di nuovo sulla direttura finale, buono il salto sul fosso olimpico, buono anche il salto sull'ultimo ostacolo, finisce senza errori e con il tempo di 126,25 riesce a conquistare il primo posto nella classifica provvisoria. Adesso ne abbiamo due di percorsi netti, abbiamo detto che in testa è Stani Van Passion con 126,25 e adesso vedete inquadrato Andrea Riffeser. Dunque il nuovo primato da battere, quello di Stani Van Passion. Andrea Riffeser, la sua presenza va un attimo sottolineata, è l'uomo che forse possiamo considerare un po' ospite di questa manifestazione, è lui che ha voluto questa Cavallo Magazine Team Cup, è lui che cura le edizioni equestri del gruppo Monti. Siamo ancora nella prima parte del percorso, ancora in campo. Andrea Riffeser monta Monriff 86, Monriff è la Griff di famiglia, il nome viene dalla combinazione dei due cognomi di famiglia Monti e Riffeser. È ancora senza errori quando rientra in campo ostacoli. Largo sul fosso, adesso c'è la doppia combinazione, forse la parte più impegnativa, più tecnica di tutta la gara. Bene alla prima gabbia di larghi, adesso a mano sinistra ritorna indietro per affrontare la gabbia di verticali e c'è errore sull'ingresso di questa, per adesso un errore quindi per Andrea Riffeser su Monriff 86. Pista di sabbia, cancelletto di Cavallo Magazine, mi ricordava Mastro Nardi.
Qui siamo nel giardino, c'è una penalizzazione, 3 penalità. Non si è capito bene se è stata una difesa del cavallo o un'incertezza del cavaliere. Rientra in campo con 7 penalità, un tempo abbastanza alto, probabilmente ci sarà anche un fuoritempo. Comunque un percorso direi dignitosissimo, più che onorevole, sottolinea Mastronardi. Certo, teniamo conto che Rivers è veramente un dilettante. Uno di quei pochi dilettanti che stavamo citando ieri. Finisce con 9 penalità, 147 e 37. Non è caduta neanche questa. Gli angeli di Alberto Giubilo sono intervenuti un paio di volte a trattenere la barriera, e qui c'è una preceduta, decisamente una preceduta, quella che noi chiamiamo in gergo la preceduta, cioè ha invitato il cavallo a partire quando decisamente non era il tempo giusto. 4 errori, 4 penalità, un errore per Fabrizio Ambrosetti, che ritorna in campo con un solo errore agli ostacoli, in un tempo piuttosto buono il salto sul fosso olimpico. Superano bene anche l'ultimo ostacolo Fabrizio Ambrosetti e Mr. Epson, risultato finale un errore agli ostacoli, quindi 4 penalità nel tempo di 128 e 19. E qui siamo di nuovo a un cavaliere italiano, Andrea Montini su Red River terzo. Comunque Ambrosetti con 4 penalità e 128 e 19 è terzo nella classifica provvisoria, che vede al comando i 2 percorsi netti di Johanna Atkins e Stani Van Paschen, che è stato anche il più veloce. Andrea Montini, netto, è partito molto in andatura e non so quanto convenga, data la lunghezza del percorso, del tracciato. Di qui tutto bene, scende dalla banchina, con uno spostamento a destra per affrontare un passaggio di sentiero rustico e ancora a sinistra per affrontare il doppio talus, ostacolo chiuso. È un percorso molto veloce e fin qui molto preciso. Adesso va ad affrontare la parte più impegnativa forse dell'intero tracciato, con 2 combinazioni incrociate, una di larghi e un'altra di verticali. Bene la prima e quest'altra di verticali a ventaglio. Continuiamo a star zitti. non facciamo commenti, anche per non essere immediatamente smentiti. Incrociamo le dita e basta. Benissimo il cancellino. Questi 2 ostacoli teoricamente non dovrebbero presentare molte difficoltà. C'è una caduta proprio sul... Andrea Montini è caduto sul largo rustico montato sulle... una specie di trakenner. Sì, esatto, ma non escluderei proprio la fermata proprio per aver esagerato nello spingere in tutto durante tutto il percorso. Forse. Eliminato Andrea Montini. Intanto si è avvicinato a me Andrea Riffeser, l'ho già detto mentre l'abbiamo visto in campo, è probabilmente a lui che dobbiamo la disputa di questa Cavallo Magazine Team Cup. A questo punto ieri lo facevamo con Roberto Pignoni, dopo Riffeser si può fare un bilancio di questa idea, tutto sommato, un'idea nuova. Ieri anche Gazzaniga diceva un'idea nuova, mi piace, mi diverte. Certo, questa è stata un'idea che è durata quasi tutto l'arco dell'anno. Evidentemente abbiamo attuato una continuità nei concorsi e quindi anche una certa continuità nelle squadre che però si sono alternate. Siamo arrivati a un totale di circa più di 22-23 squadre
Per l'anno prossimo abbiamo in mente di fare delle modifiche, perché tutte le cose nuove necessitano di aggiustamenti per farla sempre più, più divertente e più competitiva anche ad alti livelli internazionali, per metterli probabilmente negli XC, quindi avere ancora delle squadre internazionali ad altissimo livello per poter promuovere ancora meglio questo sport che al giorno d'oggi si promuove solo con i grandissimi cavalieri a un livello altissimo di qualità. Lei è anche cavaliere, quindi è a contatto continuo con i cavalieri che hanno fatto questa gara. Ai cavalieri piace, diverte questa idea di gareggiare a squadre? Sì, questo molto, anche perché c'è più uno spirito in cui tutti i 2 o 3 o 4 cavalieri devono tutti insieme ritrovarsi e soffrire anche delle volte, sebbene il partner commette un percorso non troppo brillante. È certo che una volta è per uno, una volta è per gli altri. Zero fino a questo momento le penalità per... Fuori dal campo, molto veloce. Zero anche allo con un errore purtroppo. 4 all'ostacolo numero 6. Come dicevi tu, non paga l'avventura e l'andatura forzata a principio. Il tempo è addirittura straordinario. Buono anche il salto finale, peccato per quell'errore fuori, il tempo è veramente eccezionale, 115 e 29, il miglior tempo fino adesso, ma con 4 penalità non conquista niente di più della terza posizione in classifica. Quinto Derby dei Fiori, quindi il belga Van Paschen, vince invece la gara a squadre, la Team Cup 92, Renault Vai Team France, con il 13° e il 14° posto di Bertrand Ballandà e Pierre Durand. Concludiamo questa telecronaca da Sanremo, dal campo del Solaro di Sanremo, con una piccola cerimonia. Domizio Villa sta chiamando, Domizio Villa che di questo concorso è l'animatore, sta chiamando in campo l'assessore del comune dove si trova il centro di Castellazzo di Graziano Macinelli, il grande campione dell'equitazione italiana morto quest'anno e che ha fatto il suo ultimo derby proprio qui a Sanremo 2 edizioni fa. Un applauso per Graziano Mancinelli al campo del Solaro per il Derby dei Fiori 1992. Grazie a tutti e a risentirci.